Lis contis des mans verdis, idee e tesch di Roberta Masetti. Di lung de gnò dai moars, in Friul i cimitieris aierin dui plen di lusors e, in vezzi dai lumins di Cumò, si usava emplar di ueli picciuli scocis, oppur li scussis uedis dai cais. Tes chiasi si spietavin i moars che tornavin a chiase lor proprio che gnò. Così, sulla tavola, si lasciava un lum o une candele piade e anche il fucar stava piato, o al mancul si lasciavin gli sboris, parcè che gli animis a podessin schialdarsi. Non manchiava mai un chialdir di alghe con un cop e un po' di pan, pardiava la se e la fan ai puas moas, che, in pon di mie geniot, attornava in tes turvetti schiasis, pa sparì dopo culchiando agli al. Che di, tes glesis, si faceva anche la carità per puars, sorridut con pan. In tal paese al Friul si faceva il pan dei moars, fatto di farina di flor e di farina di polente. E anche mo, si può inchiattare i dolci clamars favetis dei moars, una tradizione che viene dai antichi romans, che regalavano gli sfasis dai loro funerali, perché che si credeva che avessero il potere di clamare gli animis dei moars. Vedere i cimiteri illuminati, quanti mesti e dolci ricordi del padre mio. Valentino Osterman, La vita in Friuli. Mandi!